Leggeremo nell'Epistola ai Colossesi. Avevo nel cuore un messaggio, ma sono stato letteralmente folgorato questa settimana da una frase che leggeremo in questo brano ed era così potente che non mi ha impedito di tenerla per me o per un'altra volta e la devo condividere insieme a voi ancora questa mattina. In Cristo c'è tutto. Amen. Colossesi 2, dal verso 8 al verso 15. Che il Signore benedica la sua parola nei nostri cuori. Guardate che nessuno faccia di voi sua preda con la filosofia e con vani raggiri, secondo la tradizione degli uomini e gli elementi del mondo, e non secondo Cristo. Perché in Lui, in Cristo, abita corporalmente tutta la pienezza della Deità. E voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui siete anche stati circoncisi di una circoncisione non fatta da mano d'uomo, ma della circoncisione di Cristo, che consiste nello spogliamento del corpo della carne. Siete stati con Lui sepolti nel battesimo, nel quale siete anche stati risuscitati con Lui mediante la fede nella potenza di Dio che lo ha risuscitato dai morti. Voi, che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione della vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati. Egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti ci condannavano, e l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Alleluia. Signore, grazie per la signoria, il primato, l'autorità di Cristo. Parla ai nostri cuori, Signore, per mezzo della Tua parola, e aiutami, Signore, a condividere con i miei fratelli quello che Tu hai messo nel mio cuore. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Accomodatevi, fratelli. In Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. Queste sono gerarchie angeliche, di cui dice dopo Paolo, egli ha spogliato, perché ne è capo, ha l'autorità, quindi può fare ciò che vuole, egli ha spogliato quei principati e quelle potenze e ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Tutto pienamente. Tutto pienamente. Questo è il termine che deve cadere nel nostro cuore e deve riempire la nostra anima e deve saziarci e deve farci giubilare. In Cristo abbiamo tutto pienamente. Abbiamo appena cantato. Altro bene io non so trovare e altro bene non voglio cercare, perché ho trovato Gesù, ho trovato Cristo e ho tutto pienamente in Lui. Possiamo cercare dall'Oriente all'Occidente, fino all'estremità della terra. Non troveremo niente e nessuno capace di rispondere come risponde Gesù, di dare come dà Gesù, di soddisfare come soddisfa Gesù. Ecco perché Paolo lo ricorda, lo dice ai credenti di Colosse, ma lo scrisse anche nell'Epistola ai Corinzi, quando rimprovera i credenti dicendo: voi vi sentite insoddisfatti, dite che vi manca questo, volete quello, preferite quell'altro, ma voi avete tutto, tutto è vostro, il cielo, la terra, gli apostoli, io stesso, tutto è vostro, perché ve l'ha dato il Signore, e voi siete di Cristo, e Cristo è di Dio. Questo senso di pienezza ce lo può dare solo Gesù, solo Lui.
Egli è tutto per noi, Egli è la pienezza di ogni cosa. Nella pienezza dei tempi Egli giunse e rivelò il Padre, la conoscenza di Dio è attraverso Gesù, la pienezza della storia, il compimento degli eventi storici è per mezzo di Gesù. E ciò che cerchiamo noi sin da quando siamo piccoli fino all'ultimo giorno della nostra vita, se non l'abbiamo trovato, è Gesù. Egli è tutto. C'è un movimento evangelico che voi conoscete e si è dato questo nome negli anni 70. Cristo è la risposta. E vanno in giro con la tenda da ormai 50 anni per evangelizzare e parlare di Gesù. Bello questo nome. Cristo è la risposta. Ogni risposta noi l'abbiamo in Lui. In Cristo c'è tutto quello che noi possiamo cercare. Se c'è qualcuno che è alla ricerca questa mattina di qualcosa, è venuto nel posto giusto. Vi diciamo noi che cosa state cercando? Cristo. Quando lo troverete direte: Eureka, ho trovato colui che stavo cercando, ho trovato la luce che non vedevo, ho trovato la ricchezza che non trovavo, ho trovato tutto in Cristo. Voi avete tutto pienamente in Lui. E noi siamo soddisfatti con Cristo. E se non abbiamo niente ma abbiamo Cristo, siamo soddisfatti. E se abbiamo tutto il mondo e non abbiamo Cristo, siamo i più insoddisfatti degli uomini. Cristo è tutto. Egli ha dato tutto e lo ha dato a noi, perché noi possiamo avere tutto in Lui. Alleluia. In Cristo abbiamo tutto ciò che è necessario per la vita, per la pace, per la gioia. Quello che gli uomini cercano risiede in Cristo. Egli è l'eccellenza. Egli ha l'autorità e il dominio su ogni cosa. Ciò che è necessario per noi, per essere felici, per essere in pace nella notte, quando qualcuno non dorme, troppo preoccupato per i problemi che ha, per avere gioia, quando tutti i problemi si mettono in fila davanti alla porta di casa e sembrano volerci togliere la serenità. Tutto ciò è in Cristo. La garanzia della nostra pace, la garanzia della nostra gioia è avere Cristo in noi. Gli uomini corrono, vanno, si affannano, perdono il sonno, perdono le forze, perdono i soldi, perdono gli affetti. Davvero vivono una vita senza pace per trovare la pace. Vivono una vita di sudore e affanni per trovare la gioia. Vivono una vita di sotterfugi, tranelli, furbizie, trabocchetti per cercare il vantaggio. Ma tutto questo non ci porta a nulla se non a una nuova ricerca, a una nuova insoddisfazione. Ma non accade questo per chi ha trovato Cristo. In Cristo abbiamo tutto pienamente. Noi non abbiamo paura quando qualcuno si avvicina alla nostra chiesa, viene nel nostro culto, oppure ci incontra. Non abbiamo paura di essere scambiati per i proclamatori di un'altra religione. Non abbiamo paura se abbiamo Cristo, perché sappiamo che quando un uomo e una donna incontrano Cristo, non vanno più da nessun'altra parte. E noi sappiamo che inizialmente chi non ci vede, chi non ci conosce, può dire ecco un altro gruppo, un'altra religione, ecco qui, non mi interessa, ce ne sono tanti. Noi non ci preoccupiamo di questo, perché quando pronunciamo il nome di Gesù e quel nome entra nel cuore, l'anima che lo riceve ha trovato tutto. E non gli devi più spiegare nulla, non devi spiegargli differenze, non c'è più bisogno di nulla, perché in Cristo quell'anima ha tutto. Cristo è l'unico che può saziare l'anima. E molti
saziano il corpo, affollano la loro vita di cose, eventi, sensazioni, emozioni, ci provano in ogni modo, perché provano in quel modo a saziare l'anima. Ma in realtà ogni aspetto del nostro essere può essere saziato da cose diverse e una cosa non può saziare l'altra. Queste cose possono saziare il nostro corpo, la nostra vita materiale, ma non arriveranno a saziare l'anima. Cristo invece è l'unico che può dare sazietà, pace, soddisfazione, può dissetare l'anima che non ha Dio. Solo Lui può farlo. In Cristo c'è tutto. Quando Giovanni parlò, Battista, lo riporta il Vangelo di Giovanni, del Signore, dice Giovanni l'Evangelista, Giovanni Battista gli ha reso testimonianza esclamando, era di lui che io dicevo, colui che viene dopo di me mi ha preceduto, perché era prima di me. Infatti, dalla sua pienezza, noi tutti abbiamo ricevuto grazia su grazia, dalla sua pienezza. E questa mattina io vorrei che tutti noi qui presenti uscissimo da questo luogo dicendo: ho tutto pienamente in Cristo. Amen. Adesso preghiamo, ci alziamo in piedi. Un appello, in questo caso, questa mattina, da parte della Chiesa locale, della nostra Chiesa. Luca, capitolo 5, leggo dal primo verso. Alleluia. Mentre egli stava in piedi sulla riva del lago di Gennesaret e la folla si stringeva intorno a lui per udire la parola di Dio, Gesù vide 2 barche ferme a riva. Da esse i pescatori erano smontati e lavavano le reti. Montato su una di quelle barche, che era di Simone, lo pregò di scostarsi un poco da terra. Poi, sedutosi sulla barca, insegnava alla folla. Come ebbe terminato di parlare, disse a Simone: prendi il largo e gettate le reti per pescare. Simone gli rispose: Maestro, tutta la notte ci siamo affaticati e non abbiamo preso nulla, però, secondo la tua parola, getterò le reti. E fatto così, presero una tal quantità di pesci che le reti si rompevano. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Simon Pietro, veduto ciò, si gettò ai piedi di Gesù dicendo: Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore. Perché spavento aveva colto lui e tutti quelli che erano con lui per la quantità di pesci che avevano presi. E così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Allora Gesù disse a Simone: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Ed essi, tratte le barche a terra, lasciarono ogni cosa e lo seguirono. Signore, parla ai nostri cuori ancora una volta. Signore, mostraci la grandezza del tuo piano. Facci vedere la tua gloria, Signore. Signore, desideriamo tirar su reti piene di pesci. Abbiamo bisogno però che tu sia sulla nostra barca. Signore, aiutaci, per lo Spirito Santo scuotici e possiamo rispondere all'appello della tua parola. Aiuta me, Signore. Riempimi di Spirito Santo per condividere la tua parola con i miei fratelli. Te lo chiedo nel nome di Gesù,
benedetti in eterno. Amen. Accomodatevi. La storia la conosciamo. Ho solo un dubbio, perché la parola ci permette di avere questo dubbio, sulla seconda barca. Non so se la seconda barca, probabilmente sì, rimase a terra, perché è scritto che Gesù vide 2 barche ferme a riva, o se l'altra barca, quando la prima si mise in rotta verso il largo, si imbarcò anch'essa. Ho solo questo dubbio, ma non cambia nulla riguardo a quello che dice il verso 7. Allora fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Quelli vennero e riempirono tutte e 2 le barche, tanto che affondavano. Che bello, che miracolo, un miracolo incredibile, tanti aspetti che abbiamo già tante volte meditato e che avete sentito meditare. Non avevano preso niente di notte, che di notte si pesca, non di giorno. Erano stanchi, avevano già pulito le reti, gettarono le reti di nuovo in acqua in pieno giorno all'ordine del Signore e presero subito una tale quantità di pesci, ma tale quantità di pesci che le reti si rompevano, non ce la facevano. Sicuramente non riuscivano a caricarle nella barca, perché al sopraggiungere della seconda barca, riempendo la prima e la seconda, tutte e 2 le barche erano così piene che stavano per affondare. Che miracolo straordinario. Non erano scialuppe, erano delle navi di alcuni metri, erano navi da pesca, barche da pesca, semplici sicuramente, ma non di 1 metro o 2, non quelle barchettine che vediamo, di quelle che fanno la passeggiata sul lago. No, erano barche da pescatori, piene, zeppe, tanto da affondare. C'è un appello in questa storia. Fecero segno ai loro compagni dell'altra barca di venire ad aiutarli. Questo è l'appello. Questo è l'appello per noi questa mattina. Venite ad aiutarci. E non è il Signore che fa questo appello, è Pietro con i suoi colleghi, a quelli che erano nell'altra barca. Non sappiamo, non ci viene detto se Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo fossero sulla stessa barca e nell'altra c'erano altri pescatori, o se i figli di Zebedeo erano nell'altra barca, non ci viene detto. Sappiamo che erano in società, che avevano una società di pesca insieme, queste 2 coppie di fratelli. Non ci viene detto chi era in una e chi era in un'altra, ma ci viene detto che quelli della prima barca, quelli che all'ordine di Gesù avevano gettato le reti, a un certo punto chiesero aiuto. Aiutateci, venite ad aiutarci. E sento nel cuore di estendere questo appello come comunità locale di Arona, come chiesa qui in Arona, a tutti voi e a me stesso. Venite ad aiutarci. Questa mattina la chiesa locale dice a ognuno di noi: venite ad aiutarci. Gesù ci ha dato un ordine. Lo stiamo facendo secondo la luce che abbiamo, la forza che abbiamo, l'intelligenza che abbiamo, con tutti i nostri limiti. Ma siamo convinti, per il ruolo che ha una chiesa locale, che stiamo rispondendo al mandato di Gesù. E Dio ha salvato, e Dio vuole salvare, e Dio vuole che a questa risposta al mandato
noi buttiamo le reti in acqua. E quando Dio risponde però abbiamo bisogno di aiuto. Perché quando Dio risponde non solo benedice, ma il lavoro diventa tanto. Perché l'opera sua è grande. Perché il suo favore è immenso. Perché le cose che Lui fa sono grandi. Il lavoro diventa grande e da soli non ce la facciamo. Come Pietro si rese conto che volevano i pesci, volevano una ricca pesca, l'avevano lì, ma si resero conto che non potevano farcela da soli. Si resero conto che anche tirando su quella rete, quella barca non avrebbe potuto contenere quei pesci, perché 2 affondavano, figuratevi una. Si resero conto che Dio stava rispondendo, ma loro non erano sufficienti. E fecero un appello, un segno, un gesto da lontano. Venite ad aiutarci! Perché il Signore sta facendo e vuole fare qualcosa. Venite ad aiutarci. Questa richiesta di aiuto della prima barca verso la seconda è la richiesta di aiuto che vi faccio. Venite ad aiutarci, fratelli, sorelle, amici, venite ad aiutarci. Abbiamo delle cose da fare. Abbiamo una luce da far splendere in questi luoghi. Venite ad aiutarci. Abbiamo bisogno. Venite, perché siamo compagni e coinvolti tutti nello stesso lavoro, coinvolti nello stesso mandato. Venite, perché siamo collaboratori nel campo di Cristo. Venite, perché siamo compagni d'opera. Venite, perché noi e voi, tutti insieme, siamo stati chiamati a un unico campo, a un'unica messe, a un unico lavoro. L'altra barca, se era a riva, stava facendo altro, stava, ci viene detto da Luca, pulendo le reti, che era un lavoro da fare tutti i giorni, non si potevano lasciare sporche. Non avrebbero attirato i pesci, che avrebbero visto le foglie, avrebbero visto quindi la rete, non sarebbero caduti nella trappola della rete. Quindi la rete doveva essere pulita, era un lavoro da fare, doveroso. E se invece erano già in mare, perché si erano anche loro imbarcati per un altro motivo, tuttavia distanti dalla prima barca, erano lì per navigare, per riprovare a pescare, per fare altro. E allora questo appello ricordò a quella barca che erano colleghi nello stesso lavoro, che erano compagni coinvolti nella stessa opera. Abbiamo tutti i nostri impegni. Qualche mese fa vi chiesi, se vi ricordate, di mettere nelle priorità della vostra vita anche la comunità locale. Ve lo chiedo ancora. Mettiamo la comunità locale tra le priorità della nostra vita, non tra le cose secondarie, non tra le cose che si possono fare quando abbiamo fatto tutto il resto se avanza tempo, ma tra le priorità, perché siamo compagni. Altrimenti non avrebbe senso avere una chiesa, avere un edificio pubblico, avere dei giorni in cui ci riuniamo, dei programmi da fare tutti insieme. Non avrebbe senso se ognuno potesse servire il Signore a modo suo, in modo autonomo. Ognuno lo potrebbe fare. Non avrebbe senso ritrovarci, viaggiare, toglierci altri impegni per avere del tempo libero, dello spazio libero tutti insieme. Non avrebbe senso, ma non è questo quello che chiede il Signore. Non allontanatevi dalla comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Perché? Perché siamo stati chiamati tutti insieme ad un lavoro comune, da fare insieme. E se non è così, chi non si accosta alla prima barca
non lo farà. Ma anche chi è nella prima barca non lo farà, perché da soli non ce la facciamo. È un appello questo. Venite ad aiutarci. Abbiamo gettato delle reti e forse voi da lontano dite: nella barca non vedo niente, non state prendendo niente, è tutto inefficace. Non è così, perché i pesci sono sotto l'acqua e noi abbiamo bisogno di una mano per tirarli, perché il peso è troppo e fin quando non li tiriamo fuori dall'acqua nessuno li vedrà. Ma se venite ad aiutarci a tirar su quelle reti, li vedrete voi, li vedremo noi, li vedranno tutti e daremo tutti gloria al Signore. Siamo collaboratori, tutti, siamo compagni e siamo tutti coinvolti nello stesso mandato. Venite ad aiutarci. Venite ad aiutarci perché la benedizione del Signore coinvolgerà anche voi. Se il Signore mi benedice, vengo. È scritto che quelli vennero, risposero all'appello. Quelli vennero e riempirono non la barca di chi aveva chiesto aiuto. Probabilmente quelli della prima barca pensavano solo a un aiuto per tirar su la rete nella loro barca, ma quando si resero conto che non c'era spazio sufficiente in quella barca, si resero conto che era un ulteriore favore avere un'altra barca vicina per avere più spazio dove mettere i pesci. Ma la seconda barca fu piena anch'essa di pesci. Rischiò di affondare anch'essa per il peso dei pesci. In altre parole, furono benedetti oltremodo perché avevano risposto all'appello ed erano andati ad aiutarli. Venite ad aiutarci. Fratelli, sorelle, venite ad aiutarci, perché è riservata una benedizione che voi non immaginate. Alcuni hanno messo i remi in barca perché desideravano o desiderano la benedizione del Signore, ma hanno detto: il lavoro è faticoso, le tribolazioni sono tante, le difficoltà sono state troppe, e io allora lascio. Abbiamo pescato tutta la notte, siamo stanchi. Voi se volete farlo fatelo, io faccio altro. Io mi impegno in altro. Cose doverose, non vado a ballare, non vado a divertirmi, faccio cose doverose, ma quello non è più un appello a cui voglio rispondere. Lascio. Ho servito per un po', sono stato con voi per un po', ho visto la difficoltà, non ce l'ho fatta, le prove sono state tante. Aspetto la benedizione del Signore. Quando il Signore mi benedirà, quando mi sentirò rinforzato, forse mi riavvicinerò, sarò di nuovo coinvolto. Tutto il contrario di quello che insegna la parola di Dio. Tu avvicinati, tu vieni ad aiutarci, tu rimetti i remi in acqua, tu sii coinvolto nel grande mandato e quando non te ne accorgi scoprirai che la tua barca affonda per la benedizione del Signore. Questo ricorda un po' quello che è scritto in Malachia riguardo alle decime, alle offerte. Anche questo è un argomento che si potrebbe trattare, perché chi non dà per il Signore, chi contesta la decima o le offerte e poi però si trova a tribolare con le proprie forze, ma invece chi ha fede nel Signore sperimenta quello che dice il Signore in Malachia: portate tutte le decime alla casa del tesoro perché ci sia cibo nella mia casa, poi mettetemi alla prova in questo. Voi fatelo. Volete essere benedetti? Volete che io apra le cataratte del cielo? Voi fatelo. Mettetemi alla prova in questo, dice il Signore degli eserciti. Vedrete se io non vi aprirò le cataratte del cielo
e non riverserò su di voi tanta benedizione che non vi sia più dove riporla. Così funziona nel regno di Dio. Tu prima ti avvicini, tu prima rispondi a un appello, con tutte le perplessità, con tutti i dubbi, con tutti i limiti, e poi quando non te ne accorgi, ti guardi intorno, vedi la gloria di Dio. Alleluia. Venite ad aiutarci. C'è benedizione riservata per tutti. Tanta, tanta. Ma ci è sufficiente una parolina ogni 2 o 3 giorni? Ci è sufficiente un messaggino che ci arriva sul telefonino? C'è sufficiente una risposta qua e là quando abbiamo tanti problemi, e tra 10 problemi un problema magari il Signore risponde? C'è sufficiente vivere così, col contagocce spirituale? Dio non ha previsto questo per noi. Gesù disse: io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza, in esuberanza. Questo è il tipo di vita, lo stile di vita che il Signore ha previsto per quelli che rispondono all'appello. Amen. E allora questa mattina la Chiesa locale dice: venite ad aiutarci. Venite ad aiutarci perché dobbiamo stare vicini. E dobbiamo stare vicini a Gesù. Gesù era in quella barca, la prima. E quando questa seconda barca si avvicinò alla prima, divennero vicini dei primi pescatori, ma automaticamente divennero vicini a Gesù in un lavoro, in un gran lavoro. Dobbiamo stare vicini e tutti insieme vicini a Gesù e lavorare insieme vicini a Gesù, vicini e vicini a Gesù. Così il Signore vuole che lavoriamo. Così il Signore vede la Chiesa locale. Venite ad aiutarci, perché dobbiamo stare vicini. Dobbiamo vivere insieme. Ma io ho i miei impegni. Io sto servendo già il Signore. Non ho dubbi su questo. Ma questa mattina la Chiesa locale fa un appello. Venite ad aiutarci. La Chiesa locale ti vuole vicino e vuole che tu, io e noi tutti insieme stiamo vicini al Signore. Ma io sono vicino al Signore a casa mia, sì, ma questa mattina c'è un appello a essere vicino al Signore insieme a me, insieme agli altri fratelli, insieme al popolo di Dio. Vicini. Ma tu non hai aiutato me quando ero malato, quando ero nella prova. Perché dovrei io aiutare te? Perché il Signore ha istituito delle chiese locali. Le ha istituite come fiaccole nel mondo. Amen. All'angelo della Chiesa di, all'angelo della Chiesa di, all'angelo della Chiesa di, per 7 volte. Non era un singolo credente, seppur l'indirizzo delle lettere era ai pastori, ma le lettere erano rivolte alle chiese. È Gesù che riconosce le chiese, è Gesù che si descrive come colui che passeggia in mezzo ai 7 candelabri d'oro che rappresentano le chiese di Cristo. Venite ad aiutarci. Ma io frequento il culto, mi basta, è già tanto che sono tornato al Signore, è già tanto che ho accettato il Signore. Quanto è bella la parola di Dio, mi dà la forza per tutta la settimana. Venite ad aiutarci. C'è del lavoro da fare, da soli non lo possiamo fare. Da soli non lo possiamo fare. Amen.
vi chiedo di chiudere i vostri occhi.